Francesco Curabba oggi presenta ufficialmente alla collettività la sua nuova pubblicazione. Si tratta di un libro su Serroì, una fatica letteraria curata anche da diversi riscontri, studi e approfondimenti. Questa sera pubblichiamo, con l'aiuto, con il supporto della Dante Alighieri, ma anche della Curia Arcivescovile di Agrigento, un libro su cui mi sono fermato e riflettuto alcuni mesi. Si tratta di un personaggio agrigentino, nato a Raffadani, ma che è vissuto e ha operato per circa 70 anni nella città di Agrigento. Ha avuto una vita un po' movimentata, si è laureato in medicina e subito è entrato nel consorzio umano e politico di questa città. Fu assunto come medico e come medico ha dato contributi elevatissimi in un momento particolare della vita di questa città, i cui cittadini vivevano in un vetore generale indescrivibile, dove frequenti erano le malattie infettive, dove frequente era il colera. La medicina di allora non è come quella di oggi, allora non esistevano nemmeno gli antibiotici e pertanto il Serroì curava con erbe ma anche con soluzioni empiriche che spesso erano efficaci. È stato scienziato, ha studiato gli esiti, gli effetti dello zolfo, in modo particolare quando si riscaldava per formare le forme di zolfo, cioè in poche parole quando il zolfo si cuoceva, o meglio la terra con il zolfo si cuoceva per estrarre lo zolfo, questo produceva sicuramente delle malattie i cui effetti il Serroì ha cercato di individuare e curare. Serroì è stato lungimirante, ha creato un orto botanico qui ad Agrigento, pressappoco dove oggi esisteva l'ex ospedale psichiatrico, dove venivano curate, coltivate delle piante medicinali che poi il Serroì si serviva. Ma è stato anche un patriota, un combattente, partecipò alla rivoluzione del 48, fu deputato e fu il primo ad alzare la mano contro la decadenza dei Borboni a Palermo, rischiando di essere incarcerato, rischiando il licenziamento, ma siccome era un uomo di principio e credeva a quello che diceva e a alcuni valori, che erano i valori della democrazia e della libertà, continuò la sua battaglia fino al 1860, quando i Borboni sono stati cacciati definitivamente dalla Sicilia e dal regno di Napoli, quindi dal regno delle due Sicilie. Ha proposto che in ogni comune ci fosse un veterinario. Insomma, un personaggio di rilievo, è stato un poeta, ha attaccato costantemente, senza mai ritirarsi, la cattiva politica, e dalla politica era sicuramente un personaggio inteso come personaggio scomodo, ma lui non ha desistito fino alla morte, ha cercato di dare decoro, lustro a questa città con opere buone e iniziative straordinarie.